Il piano profughi non c'è, o meglio, c'è a livello nazionale, ma nessuna vera e propria scaletta per il Veneto e più precisamente per Treviso. Non nascondono la delusione il giorno dopo la visita del ministro Minniti i pochi sindaci presenti della Marca, a partire da chi i profughi alla caserma Serena ce li ha e come. Viene nel Veneto, una terra notoriamente ostile e, come ha detto il sindaco Variati, l'ultima ad entrare nel Regno Unito, questo la dice lunga, no? Si trova a 56 sindaci al posto di 570, mi pare che siamo. Una domanda te la fai. Nessuno sforzo per la Lega che si allinea a questa posizione. Il ministro Minniti arriva in Veneto, ma se stava a Roma era meglio. Questo governo del PD e di questo ministro stanno portando sui nostri territori una montagna di richiedenti asilo che nulla hanno a che vedere con il nostro territorio e soprattutto con i nostri comuni. Le richieste della Lega restano chiare: identificazione subito e definizione dello status. Chi ha il diritto di essere profugo rimane in Italia, chi non ha il diritto deve essere spedito al più presto al suo paese con un viaggio d'aereo che costa meno di una permanenza in Italia di una settimana. 70 profughi via dalla caserma Serena all'annuncio del ministro, ma il sindaco avverte. Che cominciamo a svuotarla, a riportarle ai numeri, quelli della legalità, quelli da bando, va benissimo intanto. Però io chiedo anche che se c'è un piano ANCI che diventa legge, che è stato approvato, adesso non lo so a che livello è, c'è un piano 3 per 1000, benissimo, attuiamo quelli, perché le promesse devono essere poi mantenute.